Scendendo di categoria c'è una nuova capolista nel torneo di promozione Girone A. È la Folgore di Castelvetrano, che precede di un punto ben quattro squadre: Unitas Sciacca, Mazzarese, Albatros del Cara e Partinico Audace. Più staccate le altre agrigentine, l'Empedoclina, che è stata fermata sul pari dal Camarat, e il Casteltermine che ha superato il forte Partinico Audace per 3-1. Continua invece il calvario per la Gattopardo, ancora sconfitta tra le mura amiche dal Villabate. Scendendo ancora di categoria, quindi della prima categoria, ben tre squadre agrigentine, Atletico Favara, Ravanusa e Raffadali, inseguono a 2 punti il capolista Atletico Gorgonia. Vince a son di rete il Ravanusa per 7-3 con il Sant'Anna di Enna, l'Atletico Favara supera di misura 2-1 il Branciforti, mentre il Raffadali vince fuori casa a Barrafanga per 1-3. Ha perso a Caltanissetta, la Libertars era Calmuto per 6-0.